Mi chiamo Renato Mosena e descoron del casel de Sora Sas de Medodì che è il rifugio Angelini, perché sono stato uno dei collaboratori per la costruzione di questo rifugio. Due scomentà nel 67 in che anche andì insieme all'Aldo Mosena e al professor Angelini siamo due a se fan giro super al Medodì e Lugaia a Semagnan Boccon verso Medodì proprio in dove era al Bese Casel de Sora Sas da parte del professor Angelini le è stato proposto di ricostruire un attimo questo casel in funzione del bivacco. Noi naturalmente giovani e volonterosi e anche i non giovani aderì a questa iniziativa e abbiamo cominciato subito a pensare a costruire questo bivacco e naturalmente le difficoltà della costruzione sono state diverse perché mezzi non erano gli elicotteri che la OTA hanno fatto ancora servizio per trasportare i materiali, quindi ho impostato una teleferica, insomma dopo nel 70 ho scominciato già a costruire questo rifugio, ho cavato le fondamenta e ho fatto il rifugio proprio in dove era il casello. E allora è stato fatto un ampliamento, è stato costruito un acquedotto, è stato portato le attrezzature che serviva per gestire, visto che la teleferica l'avevamo sempre la gara su e quindi negli anni 80 hanno fatto un piccolo ampliamento e per poter sia anche cane da dormire. La difficoltà da su del casello è che le pucaiva e quindi la difficoltà della reperire, ma insomma ha una sorgente abbastanza buona, anche se la è poca. Successivamente, dopo la gestione, che la prima gestione è stata di una tosa che era di origine di Zoldo ma di Venezia, che la gestì per diversi anni al Casel, e dopo è stata la guida alpina che ha comunque in Zoldo il Corazza, che la gestì insieme a sua femmina lo stesso per diversi anni, adesso invece è una gestione dei due ragazzi da Venezia. Le difficoltà del casello è sempre, mi chiama casello, non chiama rifugio Angelini perché il nome vero è il casello Sora Sas de Medodì. Le difficoltà di lassù è sia il triol che è abbastanza lungo partendo da For, però partendo dalla Val Pramper, in dove è il Giaron della Foppa, con una piccola ferratina attraverso il canalone nord del Speed de Medodì si luga su comodamente in un'ora e lì è un posto veramente tranquillo, sereno, cioè proprio i luoghi bucolici che noi avevamo in Zoldo, anzi per tutti i nostri rifugi. Stefano Favaretto, gestore del rifugio Giovanni Angelini Sora il Sas, così denominato, anzi più gestore sono all'aiuto mia moglie che è lei attualmente la titolare della gestione. Noi abbiamo preso questo rifugio, penso che sia una cosa abbastanza chiara per noi, che è amore e passione per la montagna e quindi ci ha spinto di fare
di nuovo questa esperienza. Avevamo già fatto anni addietro con un altro rifugio, è stata sempre molto bella e tuttora è bellissima fare questo tipo di esperienza. Chi frequenta questo rifugio sono alpinisti oppure quelli del posto che vengono su, per quelli del posto, insomma, per visitare il grande Belvedere oppure fare tutta una serie di viazze. Secondo noi si potrebbe lavorare un po' di più con l'anello Zoldano, magari attrezzando un po' di più o mettere più in sicurezza la ferratina, quella che porta giù, perché quelli che partono da qua, partono da Ponte 6, arrivano qua, fanno tappa e dopo scendono per la ferratina per andare in Valpramper. E questo con gli zaini un po' più pesanti, magari avendo un po' più sicurezza, forse lo percorrono più gente, insomma. Iniziamo più o meno dal 20 giugno e finiamo il 20 settembre, facciamo all'inizio della stagione una scorta in generale e dopo una volta a settimana scendo io o mia moglie, scendiamo a fare le spese di normale routine. Al Caselle de Sorassas, ora naturalmente rifugio Angelini, che è stato dedicato dopo la morte del professor Angelini proprio perché egli amava in modo particolare questo luogo. Al posto le belle anche perché si adatta a dei giri molto interessanti, oltre a parte non discorre neanche a delle salite e delle imprese alpinistiche che le sta a fare sui Spitz, prima dai fratelli Angelini e dopo anche da altre persone del Bellunese e del Zoldo. Ma una caratteristica bella del Caselle de Sorassas è proprio che lei la partenza per a fare delle escursioni bellissime, sia alpinistiche sia proprio tranquille. Una lei ha di sul Spitz de Belvedere, che è un posto panoramico in dove che si vede proprio Duzzoldo in modo particolare, e un altro viaggio che è il viaggio alpinistico, che è il viaggio del Gonella e il viaggio della Oliana, che è due viaggi alpinistici, come che diceva, che congiunge i Spitz de Metz e Spitz Nord col Giaron d'altre i Spitz, le luoghi che non è molto frequentati perché anche a sol che a di sul Caselle de Sorassas è abbastanza lungo, diciamo, come percorso e anche come difficoltà proprio del percorso stesso. Abbiamo 20 posti letto per dormire su 2 stanze da 10 e 10 posti letto. I pernottamenti li fa esclusivamente quelli che fanno l'anello Zoldano. Attualmente l'anello Zoldano non è molto praticato. Secondo me bisognerebbe incentivare un qualcosa in più pubblicità o altre cose, o si fa un qualcosa, un pezzo attrezzato o qualcosa del genere, potrebbe essere l'occasione per incentivare più gente a venire. Questo qua è interessante anche perché è la prima tappa dell'anello Zoldano, che parte dalle Boccole e dopo torna, si conclude facendo tutto il giro dei monti de Zoldo, si conclude su un Bosnegre e tornando giù alla diga. Questo percorso, come dico, è pur sin long, ma è un percorso che merita di essere visitato più. Il menù che noi facciamo pastin, è una carne a mo' di salsiccia aperta e così più aromatizzata. Facciamo formaggio alla piastra, generalmente noi facciamo, quando è il periodo, anche i gnocchi di zucca. Attualmente facciamo le tagliatelle fatte in casa col sugo e capriolo, e facciamo i spazzeler fatti ugualmente sempre da noi con burro fuso e ricotta affumicata. Per quello, se è bel tempo, vediamo che sia i locali che anche altri, insomma sabato e domenica c'è un po' di gente che viene su e vengono esclusivamente per mangiare, insomma, ecco. Noi siamo dalla parte opposta, diciamo, dal Civetta e il Pelmo, però se noi andiamo al Grande Belvedere o nella parte circolare vediamo proprio queste montagne, le vediamo davanti. È un posto bellissimo, secondo me, nulla da invidiare a Cortina e altri posti, perché la Val di Zoldo è bellissima. Zoldo naturalmente lo offre anche con tante altre possibilità. Noi abbiamo dei bellissimi rifugi come il Bosco Nero, abbiamo dei bivacchi
molto interessanti come il bivacco Angelini, che da non confondere col Casel de Sorassas, che è il rifugio, che è sul Tame San Sebastiano, sull'Aiva dei Scarselogni, altro luogo particolare in cui che amava Valentino Angelini, in particolare per la sua flora. Comunque Zoldo, diciamo che dista che l'inverno offre veramente tante possibilità al turista, proprio per vivere a contatto con la natura. Secondo me sono delle montagne con tutto il rispetto, perché per girare queste montagne bisogna essere escursionisti e alpinisti con la maiuscola, secondo il mio punto di vista, dove veniva anche il grande Giuliano De Marchi, che purtroppo non c'è più tra di noi. Per venire su qua in rifugio, dalla Val Pramper ci sono due sentieri. Uno è un sentiero attrezzato che si arriva fino alla fine da Pian della Foppa e si viene su per il sentiero attrezzato. Uno più indietro, all'altezza del Castellazzo, è un sentiero normalissimo, in circa un'ora e mezza si viene su. Un altro sentiero proprio dal centro di Zoldo, da località Baron, facendo un giro che alla fine è anche quello che fa l'anello Zoldano, ugualmente partendo da Baron si fa il giro per Col Marsan, Col Pelouse, grande belvedere, e si vede a 360 gradi tutta la Val di Zoldo. Il panorama è bellissimo, venite a trovarci e magari mangiare qualche piatto che facciamo noi, insomma.